Facilitare il ricambio generazionale con la costituzione di nuovi fondi di solidarietà bilaterali è quanto si propone nel disegno di legge 1098, approfondito durante il convegno organizzato da Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia. Nelle aziende dei servizi ambientali e del trasporto pubblico locale si registra da diversi anni la necessità di un turnover generazionale, dovuta all'alta età media del personale e delle attività usuranti svolte quotidianamente, ad esempio dagli operatori ecologici. Il rischio è che senza strumenti efficaci e senza personale le aziende possano trovarsi a fronteggiare un abbassamento della qualità dei servizi e un aumento dei costi. L'avvio della raccolta differenziata ha creato una serie di malattie professionali nuove che prima non esistevano. C'è la difficoltà per le persone che non sono più in grado di fare il proprio servizio di essere ricollocate e le aziende hanno delle strutture tali per cui non si possono ricollocare tutti, soprattutto quando il numero di queste persone si alza. Quindi c'era la necessità di trovare dei fondi per garantire il ricambio generazionale. Ben venga questa nuova modifica e questa interpretazione se riuscirà a rendere fruibili fondi che già esistono, che sono sostanzialmente dormienti. L'accompagnamento dei lavoratori verso la pensione deve essere però seguito dall'inserimento di nuovo personale. Tra le priorità, incentivare i giovani a scegliere lavori di questo tipo, orientando le nuove generazioni verso il settore dei servizi ambientali e del trasporto pubblico. Sempre di più il ricambio generazionale in alcuni settori strategici è un problema, perché non si trova manodopera o se la si trova c'è un turnover molto elevato e molto spesso in alcuni settori l'età avanzata del personale genera tutta una serie di problematiche legate appunto a coprire anche i turni e quant'altro. Quindi servono nuovi strumenti per rendere più appetibili certi lavori per i nostri ragazzi e viceversa garantire una transizione dolce da generazione a generazione. Solo una proposta, almeno per il momento, ma che potrebbe essere un primo passo per garantire un benessere lavorativo importante nelle aziende che si occupano di servizi ambientali e di trasporto pubblico.